Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati anche oggi nel nostro appuntamento tra curiosità, novità, ma anche desideri. Oggi 12 agosto è ancora tempo di esprimere i desideri con le stelle cadenti e poi è una giornata di luna piena, quindi ancora più magica. Ma andiamo a capire un po' come andrà questo venerdì, questa giornata, sempre insieme alle nostre fidate stelle di Radio.0. Un buongiorno anche da me, Maria, ma partiamo subito perché le novità sono tante e partiamo dai nostri Ariete, sempre i nostri primi della lista. Le opportunità per voi oggi non mancheranno e quindi iniziamo bene. Per afferrarle però dovete gettarvi nella mischia e considerare pure il rischio, naturalmente, ma questa volta potete provarci. Se con gli amici invece proprio non gira, vi consoleranno i colleghi. Da loro imparerete l'arte dell'elasticità, la conoscete già? Toro, e passiamo a voi. Non è il caso di farvi venire i sudori freddi per questo clima un po' teso, nemmeno reagire di impeto però se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Soprattutto non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano troppo con la vostra naturale concretezza, non ne avrebbe un senso. Cercate un po' più di relax, di equilibrio. Gemelli, e con voi parliamo della protagonista, la luna, che oggi si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità per la vostra giornata. Ha uno spirito brillante e scanzonato, quindi vi caratterizza per passare questo venerdì nel migliore dei modi, quindi mi raccomando, fatelo. State poi con il fiato sospeso, lo sappiamo, su una faccenda che vi sta a cuore, soggetta però a fattori imprevedibili, ed è per questo che dovete tenere gli occhi ben aperti. Cancro, e venerdì è tempo anche di concludere la settimana e riuscire per voi a concludere tutto nei tempi stabiliti. Oggi sarà più facile del solito. Ottimo, un cambio radicale di metodo vi consentirà un ottimo rendimento, quindi tenetelo bene a mente e continuate a utilizzare questa tecnica. Chi invece oggi uscirà un po' dalla solita routine sono i nostri Leone. Un trasferimento appena effettuato infatti vi allontana dal vostro solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire più al sicuro. Discussioni appassionate anche sulle questioni che vi interessano di più. Tenete bene d'occhio gli affari perché sono un po' il punto critico, il punto clou della vostra giornata. Vergine, Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. Contenti? Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale, perché vi aiuterà ad allargarla un po'. Ma guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno. Azione immediata, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e tenacia per raggiungere i vostri obiettivi. Oggi siete veramente perfetti, non sappiamo più cosa dirvi, quindi passiamo ai nostri Bilancia. Un antidoto per voi contro le preoccupazioni che vi affliggono oggi ve lo fornisce la nostra protagonista, la bianca signora, la luna in acquario. L'affetto degli amici vi darà dei risultati prodigiosi, provare per credere naturalmente. I rapporti, ve lo sottolineiamo, sono da coltivare. Dallo scambio infatti con gli altri scaturirà una sensazione di benessere e di carica vitale che vi sarà essenziale nel prossimo periodo. Scorpione, siamo arrivati a voi. Grande protagonista e assillo in famiglia sono le aspirazioni e le ambizioni personali, sì, le vostre, che divergono invece dalle esigenze dei vostri cari, un po' anche la difficoltà a mediare, a trovare un certo equilibrio, ma dovete farlo. Sappiamo che appare difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma con la dovuta calma ricordatelo e tenete questa frase bene a mente: tutto è possibile anche per voi. Sagittario, e ritorniamo alla luna in acquario. Questo è un buon passaporto per voi per il fine settimana. In gita o in città troverete un mare di stimoli, ma veramente enorme, per trascorrere un venerdì pure divertente, quindi ci avviciniamo già allo spirito del weekend. Inviti, nuovi contatti, una relazione amichevole e indipendente, in particolare che soddisfa il vostro bisogno di libertà, e così anche voi siete a posto. Capricorno, a voi attendono incontri intriganti, ecco, diciamo così, serate indimenticabili addirittura. La passione in questa fase vi accende, veramente. Nuove entusiasmanti conoscenze poi vi attendono anche in ambito professionale, quindi sempre sguardo ben puntato, fisso. Con l'amore però c'è anche chi è un po' ai ferri corti, confuso ed demotivato, quindi il consiglio per voi è quello di cercare nuovi stimoli e li troverete sicuramente, dovete solo darvi da fare, e subito. Acquario, fine settimana quello che vi attende in compagnia della congiunzione lunare, ma allo stesso tempo vi aspetta anche un momento contraddittorio. Il senso di responsabilità infatti collide con la voglia di evasione, quella che avete sempre dentro come un fuoco acceso. In linea con il clima oggi niente vincoli, però affidatevi all'improvvisazione e a ciò che il presente vi offre. Vivete quindi la giornata.
E chiudiamo con i nostri pesci, un'atmosfera sostanzialmente tranquilla, diciamolo, assecondate il bisogno di svago, di riposo e di una buona stimolante compagnia e senza porvi traguardi, soprattutto oggi via libera alla creatività e alla libertà. Seguite da vicino poi l'andamento dei vostri progetti che avete sempre molto a cuore, ma concedetevi anche un pizzico di leggerezza in libertà, come dicevamo, quello che vi servirà in questi prossimi giorni. Ed è tutto, quindi si chiude qui il nostro oroscopo del giorno accompagnato dalla luna piena. Noi quindi vi auguriamo una buona giornata, un buon fine settimana e con tutte le novità delle stelle, buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.